ieri va della giornata, Vasarimo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto più mieldo gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma, tutto più mieldo gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma, e non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma. Daria, o sono Erika, una giornalista, o sono qua per farti un'intervista. Per farmi un'intervista? C'ero beise un'intervista. Ma io domanderai. Arrivi! Fasin un gioco. Viodin so se svogns di chiatai il microfono. Ta che es disen? In 10 secondi. Se so pronta, Cirilu. Via! Lo avevi socchiattato. Bravs! Mandi! Io, no? Daria, tu qui sesto, tu hai detto che tu sei svenuta a farmi un'intervista. Ma scusa, c'ero beise un'intervista? Io sono Erika Adami, sono una giornalista dal settimanale La Vite Cattoliche. Io sono la responsabile del giornalot per Fros al che c'è. Non puoi scrodi! Ehi, è carica, Adami! La responsabile del mio giornalot preferito? Al che c'è, che è venuta a farmi des domande. Ma c'è emozione, ma perciò proprio da me? Chiale, ho saputo che questa è la prima trasmissione per Fros in lingue furlane e allora ho pensato di fare un articolo super speciale. Oh, pensa che lei di un piacco disco anche io va restando gusto di conoscere Erika Adami e di poter farti qualche domanda. Dunque, un'intervista per sapere al di più su di te che tu sei sbravonone e per scoprirci al di più dal mio giornalot preferito al che c'è. Ma c'è di coventi alla tipper? Bello! Oh, c'era in Isa al che? Che il chi Daria, che il chi Fros, è un registrador col microfono al covente per registrare la voce delle persone che si intervistano. E dunque, te, in che caso? Oh, sei tanto curiosa, allora dai, scominci. Tachin. Non. Erika. Daria. Età. 42 anni. 32 anni in comune, frutte e anime. Passions. Scrivi, viaggia, lei, chiantà, conta storie scugno picciole liceo. Chiantà, sunà e gioia coi fruttins. C'è mistir fastu. La giornalista per settimanale La Vite Cattoliche che bure sfur la rivista per Fros al che c'è. Mestre de scuole de infanzie e conduttore di Mamma. C'è ti coventi al di più per il tuo mistir? Beh, mi convente un registratore, come quel ca, per registrare la voce delle persone che ho intervisti, une penne o un lapis e un bloc notes come questo per chiappare a pons. E dopo mi convente un ordinatore, ben stai un computer per scrivere gli articoli che di fa. Per fare questo mistir però mi convente anche tante curiosità, creatività, passione e voi di conosci. Sedi per fare la mestre, sedi per condurre Mamma, io ho tante fantasie e creatività per inventare sempre argomenti news, ma anche tante allegrie. Daria, mi conti sto in stroke c'è che le mamma? Mamma è la prima trasmissione per Frus tutta in lingue furlane,
dividuto in diversi rubrichis e curate de Arlef, che è l'agenzia regionale per lingue furlane. Ma contimi anche tu in strucce qual è al che c'è. Volentieri. Al che c'è è la prima rivista per Fros scritta in lingue furlane e anche al che c'è è dividuta in tante rubrichis. E come su che blocnote sono scritte tutte le domande di fatti, quindi non puoi sbagliare. No. Quanti è nasciuto, mamma? Mamma è nasciuta ai 23 di dicembre del 2016, dunque alla pochi mesi. Alle giovani? Sì. E invece te al che c'è quanti è nasciuto precisamente? Il primo numero di Al che c'è è venuto fuori dal mese di novembre del 1999, dunque pensa che questa rivista ha quasi 19 anni, se non fa le cons. C'è si può del viodi di trasmissione, mamma? Dunque, la puntata comincia sempre conoscendo ospiti sempre differenti, dentro o fuori da me chiasute, che sedin musicisti, cantanti, attori, scrittori, max, cogos, giornalisti come te e tanti altri dal nostro Friuli. Mai perdi il mio cartone animato preferito? Guai. No, è la rubrica 99 per Aulis per imparare per Aulis in diversi slenghis. Dopo o vengo un mudidi o un proverbi. Si può ascoltare storie al canton a ogni frutto, il soli brut. Una volta al mese tu puoi imparare anche a cucinare piccole ricette sunevore semplici. C'è bello. Sì, e tutto questo in compagnia anche dal mio ghiatut Vidi. Dal canton di posta elettronica invece si può mandare video al numero 333 72 02 14 oppure a maman@tvstar.com. Da queste rubriche tutti i frusca vuelin a puoi recitare filastrocchi, conti, barzaletti, tutto ciò che vuelin. Per finire alle cressi con pluilenghis che si può ascoltare piccoli interviste per promuovere il plurilinguismo. Venga stai l'uso di pluilenghis qui nei nostri sfruttins. E contimi invece tu ciò che si può Lady Biel su al che c'è. Ma allora ti dicevi che al che c'è è dividuto in tante rubrichis, quindi sono una serie di articoli lì che si conta c'è che succede magari in quel momento dall'anno che ven fuori al che c'è, oppure ce lo ricordiamo a volte anche dai fatti che sono succeduti al passato ma che le biel non dismenteassi. E dopo su al che c'è si può lei anche tante scontes. Dei ultimi numeri che ho fatto, ho contato le storie dall'ort con protagonisti paveutis, farcs, mostiutis e tante altre bestiutis che stanno proprio dall'orta. E dopo su al che c'è si può lei anche i fumes, le storie di Sclisignuf, che è un orsot blu che combina di ogni sorte, ma anche le storie dei dinosauri, che è una banda di legris e divertens dinosauri dal Jurassic che sono per da bognogno se fanno ridi sicuramente dotti, grandi e piccoli. E dopo su al che c'è si può anche chiatare tanti idee per fare dei lavoros in chiesa, di besoi, con le mamma e il papà, con i frades, con gli amioso, con i nonos. E si può inchiatare anche, per esempio, time jokes. La ultima pagina che dal vocabolario per immagini è che doprai proprio per il gioco di mamma. Lo sai. Ma come si scelgono gli argomenti per fare mamma? Si cirin argomenti che sedin collegati o al periodo dell'anno o che fanno divertire fruttins, sempre con personaggi nuovi. E in al che c'è si scelgono gli argomenti. Ma anche noi ci rendi gli argomenti che possono piacere ai frost, fa divertire i frost o altre spiccioli e ci rendi fa dal nostro migliore. Un'altra domanda, però disimi la verità, come Daria, e non sta contame bausis, mi raccomandi. No. Quale è la rubrica di al che c'è che ti piace di più? Essere oneste, sono due le rubriche che mi piacciono di più in al che c'è. Una è che dai jokes e che altra è la ultima pagina in cui si chiamano diverse immagini e che le rubriche quando ero piccole mi hanno aiutato un gruppo a imparare diversi speraulis in lingue furlane e anche c'è molto che si scrivono. Però come tu hai di essere sincera anche tu e non di bausis, quale è la rubrica di mamma che ti piace di più? Allora, a me mi piace tantissimo lei e conta storie con mio piccolo. E allora la rubrica di mamma che mi piace di più è a ogni frutta il solibrot, perché si chiamano veramente dei bei consigli per letture. E
Mo Daria, dismi quale è la roba più divertente che ti è capitata facendo mamma? Disin che in mamma ogni puntata alle aldi divertente, però ti conti al che è succeduto al di fuori di mamma, di quando è scominciata questa trasmissione, due sono le robe che mi hanno fatto divertire. Una è stata la volta che ho chiattato una frutta per strada e mi ha domandato ma c'è molto fasto a venire dentro di me televisione? E un'altra volta invece è che succede quasi ogni lunes, un frutto che mi viene in quinta a scuole di infanzia di tombe, mi bracciole e si metteva lì perché mi dice che ogni vina quando scomincia a di le trasmissioni, la sua televisione non arriva più a chiappare le friuli e non arriva a di le puntate fino in sonno. C'è peccato. E a te c'è successo di particolare che ti ha fatto ridere? Allora, mi pensi di una volta che sono stata a presentare che c'è una scuola, che mi è venuto in quinta un fruttin con un quaderno grande a nei, con tante cartellini dentro plastificate e dentro di ogni cartellina era un numero di al che c'è. Che sfrutta al veve la collezione completa di al che c'è, un vero Come fan. me, anche io, occhiale! Saluta in molto originale la giornalista Erika Adami. Mamma Erika, grazie per avermi fatto compagnia per dire nuove fines della mia vita col giornale tal che c'è. E mi raccomandi, tornate a Borifur che è giornale perché sono tanto seneose di scoprire anche tanti sbieli robis. Sicuro. Saluta in molto originale Daria Miani. Mamma Daria, grazie veramente di cur per aver risponduto a tutte le mie domande e tanti buone la vita cattolica perché in curte ven fu le interviste che ti hai fatte. Grazie Erika, mamma! Lo sapevi che gli animali a sudin? Pes, anfibis e reti non sudin perché gli essenti animali a sang fred la loro temperatura è cambia con l'ambiente di fur. Se anche alto fred avanti ombrene o tal soreli. Mammiferi e uccelli a san chialt hanno altri meccanismi per regolare la temperatura dal corpo. Qualchidun al sud, ma da rar il sudore alle agados tanto che il dai oms, che il dai chiavai, che a sud in un gromp, alle blanc, che il dai ippopotams, ros, urcovente tant che protezione solare. I tians investit non sudin e per sbassare la temperatura asfladin. In queste maniere a produsin vapore di lungo il tratto respiratori e a disfredin il corpo. E gli elefanti a dispierdin il calore svintulant li sorelis. Mandia pomis duci dis al mut miur per sta ben. Perché han dentro gli vitaminis, sostanci che ti fanno crescere biel e plen di energies. Una roba che forse non tu sas, è che bisogna mangiare pomis di tutti gli sfattis e di tutti i colors. Alle come zuia conto un puzzle. Dove mi tindogni tutti i tox, vale di tutti i colors, tu varas un biel quadri final, venga stai il miglior contributo possibile ai tuoi salute. Pensa ai sportivi. Loro han consumi al manco il 100 porzioni in de, perché aiutano a essi prons e svels, e anche più i biei. Se tu domandi ai attori e ai tiantansi il segreto dai loro voi lusins, dai loro biei chiavei e dal nove panze, ti disaranno anche le parvie che ogni idea mangi in pomis e verduris. Allora, struccate a gulizione, miloccia a metà mattine, salate a gustà, macedonia mirinde e minestrone a cene. Tetto giornate sono tante occasioni per un mangiare sano e saurito. Occhio però, vi ho di mangiare pomis di stagione, perché sono più buinis e a fasi più ben. La natura è sace che fa, per esempio, naranze e mandarins danno tante vitamine C per l'inverno, quando un vin più bisogna, per scombattere il freddo. Così li sanguris a son sioris di aghe per aiutarnos dal chialt dall'estate. E poi ten a mens che mangiare gli armelins in invier o i piroci vie pevierte aiuta a inquinare la tiare, perché che ques prodos arrivin di che altre bande dal pianeta, dove che lei stat quando cadino a lei un viar, e han di viaggiare miliardi di chilometri su un aeroplan.
O ben, sono stati coltivati in seris ristialdadis che consumano un grom di energie. Mior spietali chiarieses che amadurin d'ogni di no, magari talord, de stagioni giuste. Disi lo anche a me papà. E come? Volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, computer, ma si può esclamare anche ordenador. Par talian, computer o PC. Par inglese, personal computer. Il Bausar al squenve buone memorie. All'uldi che ti convendi sempre la verità. Non è sempre dit che tu ti visis, tutti gli sbausis che tu contis, dunque non tu fasis vie le figure a dilis. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dulà che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 114 oppure a maman@tvstar.com. La fumate, une niule blanche di vapor, si cale plank dulintor, et apone pras, arbuie chiasai, si slarghieta tra bosc e fossai. Ogni robe asma visintal vapor, si per la tramontane tor. Non ne va vedaiar l'autom, e rive leggere di insom. Es fa de la blanche fumate caiu e la lune lusin dal cielo lassù. Vigli, sa sto c'è che mi è succeduto, vuoi? Vuoi, e gli è passate Erika Adami. Sì, proprio ti è, che gli è venuta a farmi una intervista. Pensa c'è combinazione. Anche io avrei sempre tan voluto conoscere e poter fare tanti domande. E è la responsabile del mio giornale preferito, al che c'è, purit fur dal giornale La Vita Cattolica. Sì, brav, proprio quello che printa il nostro giuc. Ho eri tanto emozionata e si sono intervistati la una con l'altra e ho scoperto tanti sbieli robis, sedi dal giornale tal che c'è, sedi dal programma Maman. Come ti saluti? O voglio fare di cene, vigli? Maman, frus. E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccol consei par cresius cum plui lenghis. I pregiudizi negativi nei confronti del bilinguismo sono, per esempio, che un bambino bilingue cresca confuso tra le due lingue, che non sappia parlare nessuna lingua correttamente. Un altro pregiudizio comune è che una seconda lingua comprometta il rendimento scolastico nella lingua di maggioranza, che è normalmente la lingua della scolarizzazione. E ci sono anche persone che credono che un bambino bilingue possa essere ritardato anche in altri ambiti di sviluppo cognitivo. Tutti questi sono ovviamente pregiudizi completamente sconfessati dalla ricerca. Ieri va della giornate, pasaremo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parecchia mis, tutti insieme in te che azzurre ascoltaremo.